Fiera di San Biagio abbiamo appena inaugurato pochi istanti fa una leggera pioggerella, ma che è di buon auspicio perché poi comunque il tempo migliorerà, ci hanno detto domani sarà bellissimo, e vi invito tutti a venire perché troverete tantissime cose. Innanzitutto Cibaria Dolcissima. Che cosa sono? Cibaria, i prodotti della terra, l'enogastronomia del territorio. Venite perché vi faranno fare anche degli assaggi, ci sono tantissimi stand, tantissime bancarelle. Dolcissima, anche qua i prodotti del territorio, naturalmente la parte dolce del territorio, mi piace dire così, non solo la torta di San Biagio di Cavriana, che vi ricordo domenica alle 11 in piazza ne taglieremo una del diametro di 3 metri, ce ne sarà per tutti, anche un po' di più. Dicevo, non solo la torta di Cavriana, ma tanti prodotti d'eco dei territori, dei comuni qua intorno. È una bellissima iniziativa e manifestazione del territorio perché coniuga insieme il valore della tradizione con il valore della eccellenza dei prodotti dell'enogastronomia e non soltanto l'enogastronomia del nostro territorio. Qualche volta il segmento della enogastronomia è un po' tralasciato quando si parla di cultura, mentre invece il cibo, i prodotti, l'industria di trasformazione che in Lombardia è così importante, sono veramente uno degli elementi portanti, uno dei fattori portanti della civiltà di questa nostra terra, che è così importante in un anno nel quale anche Mantova sarà la capitale della cultura italiana per tutto il 2016. Io San Biagio lo vedo ancora con gli occhi di un bambino, di quando ero bambino, il nostro patrono, la benedizione della gola, le bancherelle, la festa, ma soprattutto una comunità che si allarga, tante persone che per tanti motivi nella quale siamo anche costretti a volte, che si sono allontanate da questo paese per lavoro, per esigenze di vita, che ritornano qua a festeggiare insieme a noi. La torta di San Biagio si prepara, prima si fa l'impasto della pasta frolla, che è a base di farina bianca, farina gialla, vino bianco, burro e un po' di strutto. Poi ci va il ripieno con dentro mandorle, uova, zucchero, cioccolata pura fondente, la scorza del limone grattugiato. Il ripieno bisognerebbe impastarlo il giorno prima perché deve amalgamarsi bene tutti gli ingredienti e dopo ci vuole un bel po', cioè una mezz'ora di cottura. Poi ci sono altri ingredienti che sono nascosti, non si possono dire perché abbiamo una disciplinare e non possiamo dire altro.